amici di Storia e buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati a un'altra puntata del nostro programma aperitivo che da un pochino di tempo avete notato andiamo in onda alle 19, dalle 19 alle 20 rigorosamente in diretta perché sono le 7:04 più o meno, visto puntualissimi Frida. Buonasera, ciao Buonasera, Maurizio. ciao Frida, ben trovata anche te, quindi siamo pronti per un'altra puntatona. Sì. Stasera argomenti veramente interessanti, pensate sono venuti a trovarci dei personaggi, il presidente dell'APT, appunto dell'azione di promozione turistica dell'Emilia Romagna, Sì. un noto scultore locale, gli arcieri che avevamo conosciuto un po' di tempo fa, quindi approfondiremo un pochettino quello che è il tiro con l'arco e poi nella seconda parte, subito dopo la pubblicità, toccheremo poi quelli che sono argomenti un pochino po' più piccanti. Parliamo sull'erotismo naturalmente, quindi, insomma puntata veramente molto interessante anche questa sera e come sempre Frida ringraziamo chi? Ringraziamo i nostri collaboratori, quindi ringraziamo Contrasti Parrucchieri, oggi non so se vedi Maurizio che bella conciatura. Molto bella, sì, infatti è vero. Anche Vincenzo apprezza, vedo. Complimenti Vincenzo, insomma, visto i complimenti Vincenzo, ha fatto una poesia stasera. Trovate Agata e Gianni in via Garibaldi 52, Certo. quindi se avete piacere di andare a trovarli volentieri. E per quanto riguarda gli abiti, ringraziamo i Twin che sono in via Emilia numero 198 e salutiamo l'Elisa e la Manu. Perfetto, salutiamo Grazie. tutti quelli che si prestano e fanno sacrifici enormi per sistemarti tutti sì. quanti giovedì sera naturalmente e salutiamo la nostra band, eccoli qua, Buonasera. bellissimi, elegantissimi, band di successo, è il nostro Vincenzo, il duo De Basta Mo più uno se ce la fa. Domenico, ciao, ti gratti già la coppetta a te. Allora, questa sera primo pezzo a go-go, cosa abbiamo? Dato che piove sempre, facciamo finché la barca va direttamente. Finché la barca Bene. va, sei pronto con Finché la barca Sì, va? sì, Mi raccomando andiamo. il tamburello, Dai il rimo in mano. Ti lasciamo 3 minuti con Finché la barca va, il duo De Basta Mo, via, pronti? Lasciare andare finché la barca va, finché la barca va, eccola, benissimo. Oh, che bravi, mamma mia, che pezzo straordinario. Siete i migliori, del duo De Basta Mo. Siete anche gli unici, Vincenzo. Sono anche gli unici, è vero, dice Frida, no? Si è fatta sentire Frida, hai fatto la poesia ma non è servita. Allora, il duo De Basta Mo e il più uno se ce la fa che ci accompagnano tutti quanti giovedì sera, ragazzi mi raccomando pronti sempre con gli stacchettini, ogni tanto vi vogliamo coinvolgere, ne approfittiamo tutti insieme per ricordare quelle che sono le serate al Circolo Sersanti qui di Imola, in piazza Matteotti 8, perché sabato 5 marzo ci sarà la festa della Croce Rossa, quindi insomma appuntamento molto importante, mentre domenica 6 marzo alle ore 16 ci sarà l'inaugurazione della mostra La danza della vita di Mirella Romagnoli, mentre domenica 6 marzo alle 17:30 un concerto lirico, le 4 stagioni di Vivaldi, 4 stagioni, cioè, roba grossa questa, scherziamo mica, Vivaldi, mica roba così, mentre giovedì 10 marzo serata jazz e naturalmente tantissimi appuntamenti durante la settimana. Detto questo io mi sposto, vi lascio qua da soli. Noi ci saremo se non piove. Tu ci sarai? Punto interrogativo? Spero. Chissà, speriamo tutti e ci avviciniamo naturalmente Frida per conoscere finalmente i nostri ospiti questa sera. Allora, vuoi cominciare tu a presentarceli? Sì. Allora, siamo in compagnia di Liviana Zanetti, buonasera Liviana, presidente APT Emilia Romagna, come avevi anticipato tu prima. Poi siamo in compagnia di Dosso, Giuseppe Dall'Osso, buonasera, il signor Dosso che è un pittore e scultore imolese. E poi alla nostra destra abbiamo un nostro ospite che è tornato. Buonasera, il signor Giorgio Monti, presidente arcieri dei Graffiti insieme a tutti i ragazzi. Che li abbiamo qua di dietro. Buonasera a tutti. Insomma, vi abbiamo a gentil richiesta, vi abbiamo richiamato perché tutti quanti ci hanno scritto che volevano sapere come appunto questo tiro con l'arco ha entusiasmato praticamente tutti quanti, quindi insomma abbiamo richiamato, poi so che ci avete preparato anche una curiosa dimostrazione, vero? Sì. E dopo insomma andremo un pochino meglio nel dettaglio con i nostri arcieri. Bene. Allora, cominciamo da Liviana Zanetti, presidente dell'APT Emilia Romagna. Liviana, buonasera. Buonasera a voi. Ben arrivati. Innanzitutto, da quanti anni lei è presidente dell'APT? Probabilmente dal 2011, penso dal 2011. Pensi il Sono conto. tanti anni, sì. Sono talmente intensi che
Sì, dal 2011. Dal 2011. Ecco, come è diventato presidente insomma, di un organo così importante per una regione come l'Emilia Romagna? Ma si diventa presidenti perché il presidente della regione Emilia Romagna, che è uno dei due soci che ha fatto nascere APT Servizi e Union Camere, che è l'insieme delle 9 camere di commercio della regione Emilia Romagna, decidono che ci sono dei candidati e scelgono una persona che pensano possa avere la caratteristica per rappresentare le politiche scelte dalla Giunta in ambito turistico. La scelta è stata fatta sulla sottoscritta, speriamo di non creare dei pasticci e di interpretare bene dopo 4 anni. Sì, e poi sono anche recidiva perché sono stata anche rinominata, quindi insomma... Quanti incarichi rimane il Presidente? 3 anni. Ah, 3 anni, Sì. quindi ancora altri 2 anni allora di lavoro insomma, sì, abbastanza intenso, importante. molto intenso, sempre più intenso, ma per fortuna sempre più intenso. Sì? Sì, perché il turismo nella nostra regione determina intanto intorno al 10% del PIL della regione Emilia-Romagna, ma l'input che ci è stato dato dal Presidente Bonaccini e dalla sua giunta, nonché dall'assessore Andrea Corsini, è quello di ovviamente girare la boa del 10% e si stiamo esercitando, interpretando le politiche della regione perché questo avvenga. Ma d'altra parte, se guardiamo la nostra terra, noi abbiamo una riviera che è meravigliosa, nota in tutto il mondo, straordinaria. Già. Ma abbiamo anche un entroterra che deve essere messo a sistema tutto, perché dal nostro Appennino fino al mare abbiamo tutti i territori. Ci entriamo nel merito di questa cosa qui, perché insomma è una cosa importante, insomma, valorizzare, è vero, noi conosciamo l'Emilia Romagna come la Riviera Romagnola, divertimento, spiagge, mare, chi più ne ha più ne metta, ma abbiamo un entroterra ricco di sapori, che è straordinario, di borghi, di cose meravigliose, insomma, che vale la pena veramente valorizzare. Ecco, le chiedo una cosa prima, però, ecco, di cosa si occupa esattamente l'APT? L'Associazione di Promozione Turistica. Diciamo perché la gente magari bella sente parlare. Bella domanda, sì. Si occupa di un termine che è stato coniato quando è nata la legge 7, quindi è nata anche PT Servizi nel 98, della promo-commercializzazione, sostanzialmente della promozione ma anche della commercializzazione delle nostre località turistiche in ambito turistico italiano, europeo e mondiale, in un sistema che è stato impostato da una legge che fece l'allora grande assessore al turismo Vasco Errani, poi diventato presidente, ed è un sistema turistico che ha dato il suo frutto. Ogni regione ha il suo sistema turistico, non esiste ancora un sistema turistico italiano. Ogni regione, anche se il turismo... Tutti autonomi siete in sostanza, sì. Tutti gli APT sono autonomi. Sì, e quindi noi abbiamo il sistema della regione Emilia-Romagna, che è un sistema che è assolutamente valido, che ora però riverrà rivisto da questa giunta dell'assessore Corsini, perché dal 98 a oggi il mercato è cambiato sostanzialmente. Certo. Però ci sarà un protagonismo anche dei territori dell'entroterra, perché abbiamo località che sono straordinarie ed eccellenti, dall'Appennino al mare. Non vede l'ora di valorizzare questo argomento, sì, perché poi è bello, insomma, è anche giusto. Frida. Poi abbiamo anche comunque qui presente un artista del territorio, quindi del nostro territorio molese, Giuseppe Dall'Osso, con un curriculum molto importante. Lei si diploma al liceo artistico, frequenta il corso di scultura presso l'Accademia delle Belle Arti a Bologna sotto la guida di Umberto Mastroianni. Lei è scultore e pittore. Spieghiamo un pochino a casa questo percorso. Ma io mi reputo forse più scultore che pittore, perché uso delle forme pittoriche in bassorilievo e in vari strati, in varie profondità, quindi diventa una cosa, cioè diventa come una scultura. È una scultura, è un, diciamo, lavoro in piani successivi. Infatti Prego, abbiamo anche visto sul sito, io e Maurizio abbiamo dato anche un'occhiata alle sue opere, lei tratta diversi materiali. Sì, tratto un po' tutti i materiali, il piombo, il rame, il legno, e cerco di assemblarli in un modo, secondo me, personale. Ecco, che tecniche si utilizzano? Perché sono materiali totalmente diversi questi qui, perché il piombo non è certo uguale al legno, quindi insomma... Il piombo è un materiale molto duttile, è un materiale che si riesce col piombo ad ottenere delle cose anche graffendole con dei semplici attrezzi, mentre il rame lo lavoro a sbalzo facendo delle figure relativamente piccole che vengono poi applicate a dei fondi oscuri oppure dei fondi di legno. Sì.
Ma come mai la scelta di utilizzare questi materiali così diversi tra di loro? Ma i materiali che io uso sono materiali, molte volte li uso in modo, cioè cerco un qualcosa di diverso quando lavoro. Io quando faccio un lavoro sono già propenso a farne un altro, nel senso, se io lavoro un materiale sono curioso di sapere con un altro materiale che cosa riesco ad ottenere. Infatti mi diceva Che ieri bello. Dosso, io la chiamo Dosso perché Sì. artisticamente parlando Sì. lei si chiama Dosso, che lei, perché ho chiesto dove viene l'ispirazione, dove le viene l'ispirazione? Fa, ma io mentre lavoro che creo un'opera, Sì. penso già a quella dopo. E Lo l'opera- farà così anche quando con la sua signora, immagino, ogni tanto, mentre nel più bello, visto che è la serata dell'erotismo, e pensa già a quella del giorno dopo, no? Delle volte mi Magari. viene da immaginare Sì, una sì. situazione, no? Creativo, ma in tutto e per tutto. Ma Prego. il fatto quando si lavora e penso a qualcosa che farò, dimentico quello che ho fatto il giorno prima, molto spesso. Difatti io ho delle opere che mi sono state degli amici, qualcuno mi ha chiesto, quest'opera qui di chi è? Ecco, ne È stiamo tua. vedendo anche parecchio che Sono stanno andando molto in onda belle. adesso, Sì. molto belle, veramente. Ecco, materiali Questo in questo caso qui. quella precedente era una testa in rame che ho cercato di farlo ossidare in maniera che ho ottenuto il verde del rame, perché è un materiale vivo, Certo. che nel tempo migliora sempre, perché questo verde riesce a un certo momento ad essere più intenso, più passi il tempo. Questo qui invece è un'opera sempre su rame, con un fondo cromato in certi punti, in altri punti invece è dipinto. Certo, certo. Ecco, dopo parleremo che c'è imminente, ci sarà una mostra, Sì, naturalmente. sabato inauguro una mostra alla esatto. Sala dell'Annunziata. Dopo ne qui a parliamo un Imo, sì. pochino più nel dettaglio, giustamente diamo un appuntamento importante perché poi Lo i giornali ricordiamo. locali ne stanno parlando, quindi dal sabato sera al resto del Carlino, insomma, ne stanno proprio evidenziando questa sua nuova mostra che dopo le chiederò. Una cosa prima di passare agli amici arcieri, ho letto nel sito da qualche parte, poi a un certo punto un lungo silenzio fino al 1994. Beh sì, un lungo Riferito a silenzio che cosa? perché avevo avuto dei problemi con un mercante d'arte e dopo quello mi sono disgustato e sono stato fermo un po' di tempo. Ah, quindi è proprio Sì, stata sì. una cosa. Sì, Bene, sì, poi bene. dopo sono ricaduto nella passione, dipendenza. beh. Bene, allora parliamo un po' dei nostri amici arcieri, che sono qua tutti i nostri... Con il presidente con il Giorgio presidente Monti. Giorgio Monti, che è qui di fianco a me. Insomma, Giorgio, innanzitutto, quando nasce l'Associazione Arcieri dei Graffiti? Diciamo, Allora, perché nasce così- nel 1993 come gruppo del dopolavoro autostrade su, diciamo, input dell'allora direttore del terzo tronco che si chiamava ingegner Visintin. Visintin, ok, perfetto. Ecco. E tra l'altro eravamo rimasti la volta precedente che siete venuti da noi, c'è un personaggio importante Sì. nel mondo del tiro con l'arco. Sì, insomma, si è voluto noi iscrivere fin da dalla, voi. sì, praticamente subito dopo la nostra fondazione si è voluto iscrivere da noi Ferruccio Tura, classe 1912, era stato il decano degli arbitri dell'Emilia Romagna e un personaggio molto importante per la Fitarco perché è stato fondatore di diverse associazioni e è quello che è riuscito a far riconoscere al CONI praticamente la Fitarco. La Fitarco. E quindi Personaggio praticamente di spicco, insomma, naturalmente. sì. Quindi... A noi ha fatto molto piacere, direi, è insomma. rimasto fino a quando è deceduto. Ecco, Giorgio, una cosa anche molto Certo. importante che vorremmo ricordare a casa è che voi avete istruttori qualificati, quindi siete... Sì, noi abbiamo, diciamo, in associazione, oltre a un arbitro, 2 direttori tiro, abbiamo 3 istruttori, 2 di secondo livello e 1 di primo livello. Ecco, praticamente non è come associazione piccoletta, perché siamo Come siete, a cavallo insomma. di una trentina, sì. avere 3 istruttori, di cui 2 di secondo livello, praticamente È un buon traguardo. sì. ecco, quanti atleti conta la vostra associazione? Beh, Ecco, qui vediamo gli archi. siamo circa, cioè allora, battiamo sulla trentina. Però, insomma, Sì. un bel gruppo. Adesso abbiamo una decina, 10-11 giovani, Sì. a Che alcuni li vediamo qua dietro. seconda delle annate, quindi battiamo praticamente su un terzo, diciamo, classi giovanili, 2 terzi adulti, un terzo circa femmine e 2 terzi maschi. Queste sono più o meno le proporzioni Certo. che in tutti questi anni abbiamo sempre avuto. Ecco, voi vi allenate anche a Toscanella? Sì. Ok,
Ok, esatto. E l'altra volta avevamo lanciato un messaggio importante perché insomma voi comunque date sostegno anche a livello riabilitativo. Diciamo che siamo entrati, abbiamo aderito al progetto Sport Montecatone, certo. Dove il tiro con l'arco viene utilizzato come riabilitazione, quindi disciplina riabilitativa, e in questo ambito, anche per far uscire i pazienti dalla struttura, abbiamo fatto degli accordi con la Bocciofila, certo. la quale si è resa disponibile e ci ha lasciato praticamente uno spazio al chiuso dove si potrebbe benissimo fare, cioè noi ci possiamo allenare tranquillamente per il momento e adesso stiamo aspettando la costruzione. Perlomeno. Avete trovato qualcuno che vi faccia sta pedana di salita no, per i disabili? Ecco adesso, perché la pedana... Una pedana per far salire ragazzi disabili, naturalmente in carrozzina piuttosto che... Sì, perché appunto questo... Mille imprese che ci sono, cioè basta perché veramente la buona volontà, mettersi in contatto con la Bocciofila, facciamolo. Sì, perché deve essere fatta a perfetta regola d'arte, quindi... Cioè, oggigiorno andiamo sulla Luna, ci vantiamo che andiamo sulla Luna a fare una pedana per far salire i disabili, credo che sia una cosa che faccia onore più al cuore anche, fare qualcosa di utile finalmente, insomma, quindi facciamo appello alla Bocciofila, fate riferimento agli arcieri dopo di o a noi o alla Bocciofila per fare questa pedana, per dare la possibilità insomma anche a livello riabilitativo insomma, per molti ragazzi che veramente insomma ne hanno bisogno, insomma li fa stare sicuramente meglio. Detto questo, so che dopo ci farete vedere qualcosa. Quali sono le specialità del tiro con l'arco? Ripetiamoli un attimo. Allora, le specialità come federazione, come Fitarco in Italia c'è arco nudo, arco olimpico e quello che era l'illimitato o compound. Sì. Ultimamente è entrato anche il longbow e il ricurvo. Abbiamo gare indoor e gare field, cioè su campo. Lei per me parla arabo, lo sì. Indoor, Quindi non diciamo, ha detto indoor, Vincenzo, indoor, una roba vecchia per te. Sì, okay, sai Maurizio chi è che voleva parlare delle specialità? Mario, il capo istruttore, che non l'avevamo neanche presentato. Lo andiamo a coinvolgere in mezzo ai ragazzi. Ecco, come dico ci sono appunto gare al chiuso, gare all'aperto. All'aperto possono essere su un campo qualunque, cioè su un campo diciamo tipo un campo da calcio, oppure ci sono gare di campagna dove si segue un percorso. Poi ci sono ultimamente, già da qualche anno, il 3D, con un'altra specialità, dove si tira delle sagome. Bene. Il 3D allora, tridimensionale. dopo andiamo a conoscere gli atleti, andiamo a conoscere il capo istruttore Mario, poi vedremo anche una piccola dimostrazione. Tornando l'ultima cosa, poi abbiamo anche al nostro interno il gruppo storico, perché oltre a queste specialità, con l'arco storico che dopo vediamo il costume. Bene. Allora, Liviana, allora torniamo a questo entroterra, perché insomma l'Expo ha portato bene, vero? Per quanto riguarda questo argomento, vero? L'Expo è stato un grande avvenimento, nonostante tutte le criticità, le critiche eccetera, credo che questo Paese abbia veramente offerto al mondo un'immagine molto importante ed è stata un'esperienza che in Regione Emilia-Romagna è stata vissuta in maniera molto particolare, perché mentre si preparava Expo avevamo tutti la consapevolezza e la convinzione e la determinazione che quello che si preparava insieme per presentarci a Expo non sarebbe finito con la fine di Expo. Infatti così è successo in ambito turistico, ci siamo presentati con la via Emilia, che è quella via che tutti noi conosciamo, che ha 2200 anni, li porta bene, e che è l'unico esempio di via che in Italia ha dato il nome alla nostra regione, e lungo la quale si sono poi sviluppate le comunità che sono le nostre perle, le nostre città, e che sono culturalmente anche diverse l'una dall'altra, quindi sono le nostre perle. Bene, l'esperienza di Expo ha determinato la consapevolezza intanto di avere veramente un patrimonio straordinario lungo la via Emilia, che per via Emilia intendo ovviamente l'entroterra, non intendo solo la via e le comunità che sono toccate dalla via Emilia. Quindi la consapevolezza che se fino ad ora la Regione Emilia-Romagna ha sviluppato quella che è un'industria turistica nella riviera, lungo il distretto della riviera adriatica, bene, adesso dobbiamo fare un lavoro tutti insieme. Quindi con la fine di Expo ci siamo messi in cammino
non ci siamo seduti, perché c'è da mettere giusto sì, per... la partenza per mettere a sistema turistico tutto l'entroterra, perché il turismo, perché possa avere uno sviluppo, ha bisogno di un sistema dove il pubblico sa bene cosa deve fare, eppure il privato deve essere protagonista per poter stare insieme sul mercato. Quindi siamo in cammino. Forza l'Emilia-Romagna, assolutamente. Ecco, tra l'altro voi Liviana una cosa importante, la diciamo, perché comunque insomma si sente adesso la campagna di promozione nei giornali, insomma, state puntando comunque in un turismo tedesco. In Germania. Tedesco, svizzero, assolutamente sì, proprio perché non è mai stata fatta una campagna così massiccia e così importante, perché i tedeschi ci avevano abbandonato, lo possiamo dire, no? C'è stato il momento in cui avevano... Infatti, come mai la scelta della Germania? Perché ci sono state le variabili, ovviamente, che hanno permesso... Io quando vengono, però. Io sono cattivo da questo lato della serie, un pochettino in prezzo, solo per la Germania. No. Bisogna... Tanto non ci vedono. No, oddio, se ne accorgono. Anch'io alzerei qualcosa, io alzerei la qualità, perché più si alza la qualità e più attiriamo i turisti sostanzialmente. Quella a prescindere. Sì, è una campagna importante, campagna televisiva, web, mirata a famiglie con bambini, perché la nostra riviera è dedicata ed è perfetta per la famiglia con bambini, perché noi non ne parliamo mai, però la nostra... discoteche nacquero per quelle, no? Proprio per le famiglie con i bambini. Discoteche sono nate in un secondo momento per accompagnare la vita notturna, che va bene anche quella, perché no? C'è anche da fare una vita notturna per i giovani soprattutto e anche meno giovani. C'è questa importante campagna che è appena avviata, che andremo a comunicare in maniera importante anche alla Fiera di Berlino l'8, il 9 e il 10 fra qualche giorno, e comunque si protrarrà per diversi mesi, perché quindi, insomma, tante belle cose per la nostra Emilia-Romagna. Assolutamente. Tante belle cose. Quindi venite in vacanza in Emilia-Romagna e noi che siamo dell'Emilia-Romagna insomma andiamo in vacanza anche qui da noi, perché, insomma, è a bello scoprire l'Emilia-Romagna, che non tutti la conoscono. Quelle che la conosciamo meno. Esatto. Dosso, importantissima la manifestazione. Inaugurerai una mostra dal titolo Pose. Come mai questo nome e che opere Pose, l'uomo quando si muove ha dei momenti che possono essere ridicoli, ha dei momenti di serietà, ha dei momenti come un fotogramma di una foto, di un percorso. Io ho preso vari fotogrammi e li ho sviluppati usando i materiali, come dicevo prima, di piombo e di rame. E piglia il nome la mostra da questo perché sono le ultime produzioni che ho fatto. Ecco, c'è la locandina, credo che può andare in onda, non so se l'abbiamo pronta. E ricordiamo dove si terrà la mostra. Dove? Sabato? All'Annunziata. Sala dell'Annunziata. A che ora? Alle 17:30 c'è l'inaugurazione. Alle 17:30. Però per un mese rimane su questa mostra. Per un mese, fino alla fine del mese. Tutti i giorni? Tutti i giorni nel pomeriggio, dalle 5 alle 7, diciamo. Dalle 17 alle 19. Dalle 17 alle 19. Vediamo questo bel appuntamento. E anche su Facebook. E questa mostra è stata organizzata dai musei di Imola. Bene. Sì, dalla Pinacoteca dei musei di Imola. Se volete anche andare a vedere le opere comunque di Dosso, ricordare l'evento, Facebook, Dosso, Giuseppe Dall'Osso, comunque ti trovano. E in questa mostra c'ho 3 periodi. Cioè dei periodi antecedenti, dei periodi medi e fino ad arrivare alle ultime opere che ho fatto. Quelli attuali. Bene, quindi andiamo tutti quanti a vedere questa mostra, mentre per quanto riguarda le promozioni turistiche c'è un sito internet probabilmente? Sì, per poter andare a vedere tutto il sito di APT, www.aptservizi.com, c'è una pagina Facebook del turismo della regione Emilia-Romagna, ci sono diverse situazioni dove si può trovare di tutto di più. Bene, noi congediamo i nostri ospiti, lasciamo qua gli arcieri perché ci vediamo alcuni minutini di pubblicità, perché fa parte dell'Emilia Romagna anche la pubblicità. Assolutamente. Il duo De Basta Mo +1 se ce la fa, e questa sera
Siamo qua. Fa anche rima, ecco. E questa sera siamo qua, perfetto, bravissimi, complimenti. Allora, siamo giunti al momento del proverbio della settimana. Domenico, sei pronto? C'hai un proverbio anche questa sera molto ispirato, vero? Proverbio giapponese. Proverbio giapponese. Giapponese. L'acqua versata non può più tornare nel vassoio. Molto profonda. Mi anche viene questa. da dire ogni lasciate persa, è la stessa Ogni cosa. lasciate persa. Tradotto in romagnolo è proprio ogni lasciate persa. Io lo sapevo vero, così. Vincenzo? Acqua passata non macina più. Esatto, ecco l'altro proverbio. Quindi ogni lasciate persa. Quindi tradotto, diciamolo Domenico, prendiamo su tutto. Non lasciamo indietro niente per strada. Questo è un po' il senso. Quindi anche in Giappone, senti, si vivono queste cose Io qua. prendo su le più buone. Vabbè, dai, lascia stare Vincenzo, lascia stare. Allora, volevo fare un annuncio importante, volevo comunicare, perché la settimana scorsa abbiamo avuto qui con noi in trasmissione i ragazzi del sollevamento pesi, della palestra Sport Garage, sollevamento pesi e anche per quanto riguarda il sollevamento con la panca. Ecco, devo dire che noi portiamo fortuna, Frida, sì, portiamo ho fortuna, saputo. perché i ragazzi della Sport Garage hanno vinto la Coppa Italia di distensione su panca. Cavolo. Pensate che Massimo Dinella, quel ragazzotto che era qui, che era Massimo, veramente sì. non stava inquadrato praticamente, ha fatto il nuovo record italiano con 203 kg di panca. Complimenti. Praticamente se ci mettiamo tutti e quattro forse non pesiamo 203 kg. L'unica qua può essere Frida che... Sì. No, scherzo, a parte Sicuramente. gli scherzi. Ok. Complimenti Massimo. Beh, Poi, complimenti se sì, vogliono veramente tornare, molto bravi ragazzi. Noi portiamo fortuna, diciamo anche ai nostri amici arcieri, ragazzi, quindi sappiate che i prossimi campionati a bomba, qui è vero? Ok, perfetto. Frida, i nuovi ospiti che Nuovi abbiamo ospiti. congedato i signori di prima, due bellissime donne. Sì. Oh là Allora, là, siamo in che compagnia sciccheria. di Gaia Chon. Buonasera Gaia. Ciao, nostra ciao. ospite Ciao. che è tornata a trovarci. Sì, ma noi ti invitiamo volentieri, lo Sì, sai, no? Esperta di yoga ed erotismo. Ok, e perfetto. poi siamo in compagnia di Claudia Rota. Buonasera Ciao, Claudia. buonasera a tutti. Ciao Claudia. Tu, Claudia, presenti il burlesque Esatto. questa Oh là sera. là, infatti con queste piume, guarda che meraviglia, questi come si chiamano? Boe di Boa. boa. Eccoli là, che meraviglia. Quindi parliamo di questa danza così bella, questa forma d'arte che è il burlesque. Andiamo a conoscere un pochettino meglio nel dettaglio perché insomma comunque è giusto conoscerla perché magari a volte si ha un'idea di un certo tipo di forma d'arte che invece è tutt'altro, come magari forse è il Esatto. caso del burlesque. Esatto. Sicuramente una danza che stimola quello che può essere la fantasia di noi maschietti. E quindi insomma un po' collegato a quello che è l'argomento insomma che Gaia fra un po' ci farà, ci approfondirà. Abbiamo il nostro presidente qui che è Che un l'abbiamo attimino lasciato in scioccato. mezzo, Non sa dove guardare. Non sa dove sì. guardare. Presidente, lei mi si distrae sul burlesque e sull'erotismo, per bacco, e c'ha dei ragazzi Mi a carico, raccomando. deve essere, insomma, deve comportarsi Dobbiamo parlare come degli si deve. arcieri. Degli arcieri. Allora, mi rivolgo un po' ai Sì. ragazzi. Allora, innanzitutto conosciamo, te ti abbiamo già bucato una mano, non è il massimo. Come ti chiami tu? Alessandro Rosa. Alessandro? Rosa. Rosa, perfetto, nome perfetto, manca la R, quindi Rosa, perfetto. Sì, esatto. Ascolta Alessandro, tu invece da quanti anni tiri con l'arco? Circa 2 anni. Circa 2 anni, Sì. insomma. Quindi Beh. hai già vinto competizioni? Sì, poi tipo il mio record migliore l'ho fatto questa domenica di Fantastico. 460 punti, quindi E che dai, sono buono, tanti, buono. che sono Bravo. Sì, sì. Complimenti, bravo Alessandro, ciao. Matteo Mazzoni, Matteo Mazzoni, tu Tiro- invece a quanto tempo? tiro da 6 anni Sei più o anni, meno. quindi da un pochettino, è stato uno degli storici allora, 6 anni, dico bene, quasi un ragazzo storico, benissimo, in fasce eri praticamente. Sì, più o meno. Ok, hai vinto con competizioni? Sì, ho vinto a Forlì dove ho anche fatto il mio record, 4,90. Che è bellissimo, che sono i punti che accumulano, diciamo, beh, complimenti, bravi ragazzi, perché siete giovanissimi, posso chiederti l'età? E 15 anni. 15 anni, tu? 15 anni. 15 anni. Buonasera. Buonasera, Buonasera. sono Elena Conti, Elena Conti, ho 13 anni e Sì. tiro da 3 anni. da 3 anni. Tu hai già avuto qualche successo in... Sì, quello che abbiamo fatto vedere anche la gara scorsa, il titolo regionale Oh prima là là, squadra. campione regionale. Sì. Eh sì, che brava. Buonasera. Buonasera, Lei io invece? mi chiamo Veronica Battelani, Sì. tiro da 6 anni e ho 13 anni. 13 anni, bravissima, quindi anche te giovanissima, qualche record, qualche premio, Sì, qualcosa? Anche io ai campionati regionali e ho fatto il mio record 501. Fantastico, Poi bello, qualche bello, anno fa, bellissimo. per un paio d'anni è stata
prima assoluta in Emilia Romagna. Prima assoluta, poi il capo istruttore, no? Lo facevo anch'io tra i ragazzi. Tra i ragazzi questo si vede che... Tu poi ci farai una dimostrazione, ecco, quest'arco qui, che arco è insomma Questo Mario? Raccontaci è un arco di pochettino. foggia storica praticamente, e la diversità con gli archi moderni si vede proprio a vista d'occhio, Certo. c'è una notevole differenza e soprattutto ha una particolarità, un segreto militare dell'epoca, è un arco asimmetrico, nel senso che non è uguale la parte alta dalla parte bassa. Sono diverse? Sì, pensavano che fossero molto efficaci. Questo poi alla che cosa comporta? Pensavano che fosse Non una serve cosa una mazza, esatta, alla fine poi non cambia molto, la freccia arriva allo stesso modo Quindi, da alla tutti e due fine, gli archi. tu potevi raccontarci quello che volevi stasera. Come sono questi ragazzi? Come sono? Sono in gamba? Sono in gamba, ogni tanto mi fanno disperare, mi mettono mani nei capelli ovviamente. Se li sei tirati via tutti. Vediamo che li hai tolti tutti. No, si comportano bene, devono ancora chiaramente crescere. Sono comunque giovani, sono comunque giovani. direi. Hai il tuo bel da fare, complimenti. Maurizio, qui abbiamo un gossip. Ha detto che è stato il presidente a fargli perdere i capelli durante l'insegnamento. Ah sì? Quando insegnava a te, ok, benissimo. Passo davanti Mario. Ciao, invece tu? Tagliaferri Sara, ho 13 anni e tiro da 6 anni. Ah però, tutti quanti più o meno iniziati assieme. Sì, Hai vinto qualcosa? È il nostro zoccolo duro. Il secondo posto alla gara di Parma, dove ho fatto anche il mio record, 507 punti. Porca miseria, ragazzi, questi sono dei piccoli Robin Hood, fantastico. Oh, tu visto che sei già pronta con un arco di tipologia? Moderna, d'altra parte arco moderno, arco olimpico mi suggerisce Mario, che fra un po' ci farai vedere un paio di tiri. Riesci a farmi vedere un tiro anche tu con l'arco storico? Sì, ah, fantastico. prima o dopo? No, durante. No, scherzo, dopo, lo facciamo dopo, perfetto. Ok, allora tenetevi pronti perché dopo fra un po' insomma vi faremo questa simulazione, faremo proprio una prova a tutti gli effetti con l'arco, l'abbiamo anche tanto di bersaglio, guarda che meraviglia. Però è molto vicino, Sì. Troppo vicino. Troppo. Dovete sapere che fanno sempre così, dicono è talmente vicino che è più facile sbagliare. Lo sapevate voi? Dopo spieghiamo perché. Sarà. Allora, Frida. Andiamo a parlare del burlesque, Claudia. Allora, tu Parliamo sei... di Claudia, io parlerei di Claudia. Sì. Perché, insomma... Presentiamo Claudia, Tanta prima roba. di tutto. Tu sei un'artista, coreografa, sei una direttrice, appunto artistica, hai un curriculum veramente importante. Sì, tante cose. Come nasce la passione del burlesque e come ti sei collegata al burlesque? Ma secondo me è una passione di tantissimi anni fa in realtà, perché poi io mi viene da dire che ero una bambina spugna per lo spettacolo, per cui facevo ginnastica artistica, danza classica, danza moderna, teatro, ho fatto un po' di tutto. E in quel periodo si parla di anni fa, agli anni 70, 70-80, erano anni dove c'era veramente l'avanspettacolo, ancora negli anni 70 si poteva ancora godere dell'avanspettacolo anche in televisione. Il varietà. Per Sai cui... che io sono un amante del varietà? Anch'io, io faccio varietà. Io amo il varietà, ho fatto fino a pochi anni fa, andavamo in giro per l'Italia, eravamo 2 comici e 6 ballerine e rappresentavamo quello che era il vecchio varietà. Io lavoro anche con Pippo Sant'Anastaso. Conosco benissimo Pippo. Guarda, bella sta cosa. Adesso ci facciamo i nostri scusateci un secondo, questa no. Scusate. Beh, lui fa dell'operetta, quindi insomma. Sì. Con me ha fatto anche burlesque, comunque abbiamo presentato anche del varietà burlesque. Per cui diciamo che ho unito un po' tutti questi aspetti dello spettacolo, ma anche il cinema, la televisione, tutto quello che era spettacolo lo assorbivo. Beh, tu hai un curriculum veramente imbarazzante, insomma, direttrice artistica al Teatro degli Angeli di Bologna, coreografa di danza moderna, musical, video dance e varietà, attrice teatrale cinematografica, collabora dalla Libera Università del Cinema di Roma, quindi ti sposti tra Bologna e Roma in continuazione. Tutti i weekend quando non ho spettacolo a Bologna. Che meraviglia. Hai ricevuto anche riconoscimenti importanti. Sì, tanti premi per fortuna, anche dall'Accademia di Roma, tante allieve che per fortuna sono in grandi compagnie, per cui di danza stiamo parlando, di danza moderna. Certo, collabori col DAMS di Bologna. Ecco, adesso c'è questa bellissima novità di questa compagnia che sta creando Avis per far sì che si doni più sangue. Ecco, cerchiamo anche qui di fare un appello. E faremo questa compagnia di teatro che unisce, diciamo, questi ragazzi che escono da DAMS Teatro. Proponete Dracula. A proposito di Dracula, io sto per fare col burlesque Dracula come spettacolo. Vedi che ma guarda che roba, c'è questa energia, c'è questo feeling. Ma guarda, ma non sapevo. Il feeling del varietà, Claudia. No, ma guarda questa cosa qui, giuro, non ci siamo messi. Il 7 maggio in una bellissima galleria d'arte di via Santo Stefano faremo col burlesque e la danza questo spettacolo gotico su Dracula. Stiamo guardando anche delle immagini, sono bellissime. Ecco, questo naturalmente per quanto riguarda il burlesque. Ti chiedo una cosa, visto che tu hai collaborato anche con
Vasco Rossi Dancing Project. Il Vasco Rossi Dancing Project era una bellissima realtà, in questo momento è un po' ferma. Sì. Per motivi loro è un po' ferma, però è stata una bellissima cosa. Erano gli anni in cui Vasco Rossi ha portato la danza, se qualcuno ama Vasco Rossi si ricorderà, credo fosse il 2013, adesso non mi ricordo, ha fatto Rossi, quei concerti dove c'erano delle ballerine sì, in scena anche nei concerti. Una di loro era una mia allieva, ci siamo conosciuti così tramite queste audizioni. E ha fatto anche alla Scala, ha fatto questi master, cioè questi remixaggi delle sue vecchie cose tipo Susanna, e c'era un'altra mia allieva, così. Insomma, alla fine abbiamo portato il varietà burlesque anche all'interno del Vasco Rossi Dancing Project, abbiamo dato una cosa un po' piccante, però stiamo parlando sempre a livello workshop, a livello lezioni, non l'abbiamo portato in scena comunque. Poi nel 2011 hai portato il burlesque a larga scala, possiamo dire, perché comunque... Più che altro a livello gruppo, perché è molto personale il burlesque, è un gioco bellissimo, è una scoperta di sé il burlesque, io dico che bisognerebbe regalarselo sempre a ogni donna, perché è una scoperta da tanti punti di vista, quindi non è solo spettacolo, ma è proprio Perché dici che è una scoperta di sé? Perché tante volte bisogna che qualcun altro ci indichi qualche strada per arrivare a noi, in qualunque ambito. Fa bene, dici in qualunque ambito. Diciamo che nell'ambito poi fascino personale, secondo me la collaborazione di qualcun altro che ti fa notare alcune cose immagino che Gaia in questo si colleghi perfettamente. Gaia stava annuendo in questo momento qua perché credo che insomma sia molto vicino a quello che è il tuo spirito, vero, di conoscersi, liberare un pochettino quello che ci frena, vero Gaia? In realtà adesso magari ne volevo parlare dopo, ma poi abbiamo... Adesso dopo ne parliamo. No, adesso ne vogliamo parlare dopo. Diciamo dopo, magari vediamo delle immagini, perché non so se è pronta la regia, più che altro per questo. Io ho proprio portato con le mie allieve di yoga, in questo caso, una dimostrazione al Festival dell'Oriente, che chi c'è stato è stato davvero molto bello, ecco, sono io sul palco, in questo momento appunto è il momento più anche di dimostrazione mia, ma poi mi sono spostata su tatami con le mie allieve, anche lì per cercare di dire sì, lo yoga è una via individuale, però è anche bello poi essere in gruppo e far vedere quanto sia bello lo yoga. In queste immagini ci sono alcune mie allieve e altri invece che si sono improvvisati lì, e anche loro hanno proprio visto quanto è bello il loro corpo, quanto è bello ad esempio quando siamo più dritte, quando siamo più sciolte, quindi anche appunto qui nel confronto con gli altri. Il vostro ruolo ad ogni modo è più o meno lo stesso, diciamo in due settori diversi, yoga e burlesque, però tutte e due avete appunto la capacità di aiutare le donne comunque a prendere coscienza del loro corpo. Ecco, parliamo dello yoga innanzitutto, quindi parliamo un po' larga. Per quanto riguarda lo yoga, per quelli che sono i benefici a livello insomma di vita sessuale, vero? Possiamo lui voleva prenderla alla larga e poi è andato al punto. Aspetta, no, il punto è quello, però aspetta un attimo, sai che io sono molto diretto, no. Allora, io ormai lo so. Ho preso alcune naturalmente. Che ne dice Presidente lei dello yoga? Si può? Lei lo yoga, non il succo di frutta. Lo yoga c'entra molto con le frecce. Con le frecce, ci sono delle posizioni anche nel mio libro, no, non posizioni, posizioni a freccia, dove dobbiamo imparare a direzionare l'energia, focalizzare tutte le energie. Beh, anche come nello sport degli arcieri. Ci sono molte affinità. Allora, Possiamo fare un burlesque arciere yoga. La nuova... una cosa strana. Orgia, io dico nuova disciplina lui orgia. Comunque c'è sempre... perché il pubblico che noi abbiamo a casa è un po' più vicino alla nostra due le basta moi. Quindi insomma, dobbiamo tradurre quello che tu dici. Allora, il rapporto di coppia può capitare, correggimi se sbaglio, che si possa affievolire un pochettino quello che è il desiderio sessuale, vero? La routine. Esatto, quindi naturalmente Diciamo che lo yoga può aiutare, può dare benefici naturalmente anche sotto questo punto di vista qui, ok? Oltre a questo naturalmente prestazioni sportive, concilia il sonno, aumenta la concentrazione, disintossica, che la prendo larga, no? Rallenta l'invecchiamento, fa respirare meglio, cura il mal di schiena, problemi di infertilità, facilita il parto e naturalmente, come dicevo prima, potenzia la vita sessuale. Giusto? Hai studiato tutto questo che mi sono fatto una scaletta di tutto quello che... Noi stiamo scherzando, perché è chiaro che lo yoga magari
ha tanti benefici che vanno proprio da quelli più fisico-posturali come la schiena, la salute delle anche soltanto la respirazione. Pensiamo a quante persone soffrono di attacchi di panico, soffrono di stress, quindi sicuramente lo yoga ha grandi benefici, ma non è da sottovalutare, un po' qui io scendo in campo anche in questo ruolo, non è da sottovalutare l'aspetto appunto più sessuale e erotico, perché in questo periodo che vanno anche tanto di moda questi corsi sul risveglio dell'energia, sulla coppia, ma in realtà quello che si vanno a poi praticare sono tantissime tecniche di yoga. Addirittura io ero nel comune di Modena, perché anch'io sono attrice, e stavo per recitare e ho detto guarda come proprio sono però richiamata molte volte appunto da quello che amo tanto ed è lo yoga. E proprio nel comune di Modena era affisso un manifesto in cui veniva promosso un corso sul cosiddetto perineo. Che se tu hai studiato, sai, non è quello che credi. Io il perineo, io il perineo ce l'hai a posto. No, a posto non lo so. Credo ho fatto gli esami l'altro giorno, io col perineo sto bene, ho fatto gli esami tutto a posto. Noi drammatizziamo appunto perché in realtà molte persone arrivano a yoga, la prima lezione è già difficilissima per molti capire dove si trovi questo perineo. Dove si trova il perineo? Non ti faccio il disegnino, ma è tra l'ano e i genitali. Ecco. Già da qui tu capisci. Vincenzo, metti le spalle al muro, perché se ci viene voglia qualcuno di controllare il perineo, qua è un po' una parte delicata. Il suo perineo. Ognuno il suo perineo. No, ma difatti, però sì, questo ci fa capire quanto in realtà certo. su questa fascia anche proprio fisica, oltre che energetica, sensoriale, non abbiamo assolutamente consapevolezza. Assolutamente. Quindi parliamo tantissimo di sesso costantemente nei programmi, no? Facciamo le allusioni, le battute, poi in realtà non abbiamo proprio la percezione. No, quindi è già una cosa più bisogna più prendere profonda, coscienza anche di questo. Quindi già lo yoga ti porta a proprio prendere consapevolezza del tuo corpo. Dopo parliamo anche del tuo libro, che comunque ci dai un po' di informazioni su quelle che sono esercizi da fare a casa, esatto. Maurizio, almeno 3 volte a settimana, vero? Esercizi da fare 3 volte a settimana, che una volta come il dottore anche, ovviamente col tempo poi passa. Sì, infatti. Allora, io tornerei a Claudia. Claudia, quali sono le donne che si avvicinano al burlesque? Allora, in realtà si avvicinano donne dai 18 anni fino, io ho visto più o meno ai 60-65. Oltre, in questo momento non mi è capitato, capita anche oltre, ma diciamo che questa è la fascia di età, perché in realtà ci si avvicina veramente per tanti motivi. A parte la curiosità, a parte chi ha già dei talenti tipo la danza o il teatro, eccetera, però ci si avvicina veramente perché fa davvero stare bene. E poi io volevo anche chiederti, il burlesque, oltre alle donne, può essere fatto anche dai maschietti? Sì. Questa è una curiosità che vedi, io non sapevo. Sì, non è lo striptease classico che uno intende maschile, insomma, per intenderci. È più il vaudeville di una volta, quindi stiamo sempre parlando di un cabaret burlesque, dove ci può essere una sorta o di travestimento, quindi adesso per intendere il film Victor Victoria, dove non sai se l'uomo è una donna, se la donna è un uomo vestito da donna, si gioca molto sulla teatralità col burlesque maschile. Anche sui ruoli, se no si entra in un discorso di stripper man, che insomma è un'altra cosa. Il burlesque... Ecco, Claudia, una cosa importante che tu ci tieni a sottolineare, credo che sia giusto visto la tua professionalità, ci sono tante gruppi di burlesque che portano in giro, però comunque tu dicevi che insomma ci si differenzia un pochettino l'uno dall'altro. Tu percorri un po' la strada del burlesque originale, quindi diciamo che io mi rifaccio molto al varietà, ma anche per un discorso mio di danza, teatro, che è evidente che voglio mettere dentro. Diciamo che in giro purtroppo sotto la parola burlesque adesso si inseriscono tante realtà che diciamo sono tutt'altro o improvvisati, eccetera, dove purtroppo la parola che non dovrebbe mai esserci nel burlesque, che è volgarità, che dovrebbe essere bandita da ogni forma di burlesque, invece purtroppo potrebbe comparire. Quindi il nudo in realtà non dovrebbe appartenere al burlesque originale? Allora, il nudo no, non esiste nel burlesque. Può esistere la biancheria intima, possono esistere i tassel, per intenderci, quello sì. Cosa sono i tassel? I copricapezzoli. Presenti quegli spettacolini, Maurizio, dove girano? Fanno molto yoga, questi fanno molto yoga. I tassel, si chiamano tassel? Si chiamano tassel. Non li hai portati? Questo che tu hai invece? I tassel non li hai portati. Visto che hai detto l'età magari media del pubblico, ho pensato che... No, vi volevo fare capire cosa intendo da un punto di vista cosa esiste. Certo. Cioè,
un guanto che è un accessorio del burlesque, che si può togliere in maniera ovviamente solamente elegante, quindi gomito alto, eccetera. Qui c'è una postura da rispettare. C'è una postura, per questo piace alle donne, certo, perché si insegna l'eleganza, come stai seduto, come cammini, come ti poni, come ridi, come fai, cioè si insegnano veramente tante cose. Che biancheria intima ti sta bene, in base al tuo sedere, in base ai fianchi, in base alla schiena, cioè si insegna tutto quanto nel burlesque. Però quello che spesso si vede fare nel burlesque così. E questo è da night però, Sì, questo non è molto soft, elegante. Però confermo che... Per intendervi, allora, Presidente, questo non è il mio burlesque. Ma io ormai... Per capire la differenza, insomma. Certo. Poi se si fa in maniera ironica va sempre bene tutto. Anche le calze, dicevi, il modo di facci togliere vedere le calze. No, io non le ho. Io subito mi ero lanciato in questa fase, visto che eravamo... In questo momento non ho le calze, però la bellezza del burlesque è che si ritorna al gusto retro, ad esempio, invece, per esempio, della reggicalze. Un body struzzo come questo qui, come lo possiamo sfruttare in uno spettacolo? Allora, guarda, do solo un piccolo accorgimento, che un boa certo. non è una sciarpa, come spesso si vede fare, quindi non si porta mai al collo, ma il boa si porta così, sull'incavo del gomito, si usa in questo modo, lo si può poi arricchire facendolo raddoppiare, diciamo così, portarlo in questo modo. Di lato, che meraviglia. Bellissimo, bellissimo. Bello, Fa la complimenti per differenza. l'eleganza, veramente molto, sì. molto. Vedi, poi il burlesque è così, poi, insomma, è quello Sì, il in burlesque è sostanza, il mio vero. burlesque, ci tengo a sottolineare il mio burlesque. Claudia, quali spettacoli stai preparando? Allora, noi in realtà l'11 abbiamo 2 spettacoli, l'11 marzo, perché siamo sia a Zola in un circolo dove facciamo una cosa più divertente per persone, insomma non è un teatro proprio, se no noi siamo alla cantina Bentivoglio fissi a Bologna, 2 volte al mese siamo sempre alla cantina. Altrimenti a livello teatrale stiamo presentando questo Dracula che parlavo con lui un attimo fa, che sarà un grosso spettacolo gotico con bellissimi vestiti tra l'altro. Sai già la data? 7 maggio in questa galleria che in questo momento aiuto, non mi ricordo il nome, di via Santo Stefano, vicino a piazza Santo Stefano proprio, però fra un po' nei nostri... Sai cosa 7 maggio? 7 maggio. Casomai se tu venissi un'altra volta ospite qua da noi, volentieri, con anche un perché paio di forse ragazzi, lo porteremo addirittura in giro a Praga, andremo... Ecco, lo lanciamo, faremo magari una diamo tournée l'appuntamento, sei d'accordo? Ci diamo appuntamento ancora. Io ricorderei anche i contatti. Ma sì, lo facciamo così. dopo, lo facciamo dopo. Va bene. Ecco, allora io vorrei adesso a questo punto Vediamo. ci raffreddiamo un attimo perché c'è qua insomma... Calmiamo i bollenti spiriti. No, dopo Gaia, dopo. Tanta roba. Allora, prima del tantra roba, vorrei fare una simulazione con i nostri arcieri, se no qua dopo fra un po' non beccano più il bersaglio, continuiamo a parlare di yoga e di tantra e quant'altro. Quindi abbiamo la nostra Sara, mi sembra vero che si chiama. Sara, se vuoi accomodare qua così vediamo una simulazione di tiro con l'arco. Io ho un po' paura però. Sembra il pazzeriello napoletano, quello che faceva Totò, papparà, tutto attrezzato così. Allora, questo qui è l'arco naturalmente da tiro, abbiamo il centro da quella parte. Ok, se la vogliamo inquadrare. Ecco, vuoi commentare quello che può essere la preparazione? Vai pure Sara quando vuoi. Ecco, adesso in questo momento penso che stia mettendo la freccia. E qui, incocca la freccia. Incocca, si dice incocca. Sì. Ricordati Frida che quando si dice incocca è pericoloso, perché stai mettendo la freccia. Perfetto. Trazione. Trazione, guarda lì, perfetto. Mira. E quando è pronta va. Eccolo là, perfetto. Diciamo nel rosso direi ottimo risultato. No, infatti... Ecco, spieghiamo perché è molto più difficile tirare da una distanza di 7 metri, come siamo qui, di quanto magari può essere una distanza a 30 metri, 90. No, adesso loro arrivano a 50 circa, ma comunque il problema è che il mirino intanto viene tarato normalmente all'interno sui 18 metri. La freccia purtroppo non è ancora stabilizzata, cavalca e quindi può andare più basso. C'ha dei movimenti iniziali che poi si stabilizza, quindi in un bersaglio più vicino naturalmente è più vibrante, ancora in fase di assestamento. Perfetto. Hai un altro tiro da fare? Dai Sara. Dai Sara, facci vedere come Robin Hood che divideva la freccia in 2. Preparati Mario col lancio storico, così vediamo un attimo. Sei già pronto? Perfetto, benissimo. Quindi ecco eccolo qua, puntando, guarda che bravo. Giallo, ci avviciniamo al tiro. Infatti. Ci avviciniamo, quindi non hanno provato. Complimenti, bravissimo Sara Tagliaferri. Ti puoi accomodare Mario, vediamo invece come funziona con l'arco storico. Guarda che bello, questa è una sciccheria però, io metterei il cappello da Robin Hood. La freccia, attento alla freccia dietro, che come si dice quando è messa la freccia? No, la freccia quando carichi si dice?
incoccata. Ce l'hai un po' incoccata secondo me, io non starei attento Mario. Ecco, guarda che meraviglia, questo l'arco è bellissimo, guarda come si piega. Infatti. Dai, non ci credo! Ah, non ci credo Mario! Mario, di poche parole... Era telecomandata sta freccia, non è vero? No, tutto naturale. Lui Posso poche provare parole anch'io? ma fatti. Fammi fare una prova, dai, fammi provare, dai, che mi sento. Con l'altro... L'arco di Robin Hood. L'arco di Robin Hood, provo anch'io, provo a incoccare, no, ma tiro l'aio. Sì, ma Maurizio abbiamo paura lo stesso. Non ti preoccupare, io sono un grosso esperto. Tantra roba. Allora, l'arco è più grande di te, perfetto, Mauri. la freccia, questo qui con 3 dita si carica, mi pare, giusto? Ok. Ragazzi, guardate qua. Mi ci metti un bersaglio, che dici? Proviamo a metterci. Guardati come bersaglio. No, guarda, io sono bravo. Scusa, non ci penso. Ma che siete matti? No, non ci penso proprio. Tranquilla che ti Ma no, non esiste, ragazzi, ho paura. Ha paura di me? No, a parte gli scherzi, insomma, è molto pesante da fare questa cosa. Insomma, corda molto difficile anche da tirare, insomma, molto importante. Ragazzi, io... Se si prestava lo facevo volentieri. Io ho preparato la mela per fare Guglielmo Tell, Guglielmo Tell, insomma. Vabbè, insomma. Complimenti ragazzi, complimenti Mario, perché comunque ti sei esibito subito col centro, un colpo, un funerale, quindi... Bene, ci salutiamo dopo con gli arcieri, ancora naturalmente, ok? Passiamo a Gaia per parlare di questo famosissimo tantra. Dell'energia. Tutti parlano del tantra, Sting è un cultore del tantra, 4 giorni di continuo. Che cos'è questo tantra? Ma 2 balle dopo un po', no? Ma dai, ma non si può. Gaia, che cos'è il tantra? Allora, spiegalo al tuo ragazzo che cos'è. No, è curiosa. Okay, sorridevo perché appunto ascoltando Claudia che ha fatto un discorso insomma molto interessante e in realtà in quest'epoca acquariana accade un po' in tutti i settori, che ci sia chi si improvvisa, chi magari ama anche più arti però poi le mixi male, no? Quindi allora uno può amare il teatro e la danza, un'altra persona può amare lo yoga e l'eros, però essere anche consapevole. In questo periodo purtroppo in Italia c'è il boom del tantra, ma appunto esattamente come ci sono tanti corsi di burlesque che hanno colto la parte più ammiccante, più volgare, uguale ci sono tante persone che sono single, che vorrebbero divertirsi. Abbiamo un minuto per presentare anche la sorpresina. Ah, ok, allora mi sbrigo. Il senso è il tantra che c'è in giro può essere veramente di tutto. Il party molto divertente, no? Se cerchiamo quello. Questo io lo dico perché tu spieghi appunto cosa tu insegni il tantra? Io tengo delle sessioni individuali e coppia, però non tengo infatti workshop. Ma individuale? Aspetta, non li tengo proprio perché so che sennò mi trovo in maniaci sessuali, e lo dico molto tranquillamente. No? Ecco, che cos'è il tantra? Che cos'è? 2 parole? Tantra è energia. Quello che noi abbiamo, se tu hai studiato e ti ricordi, è la Kundalini, cioè questa energia che è al cosiddetto primo chakra, questa sorta di serpente che è questo arrotolato. livello qua, no? Un po' più giù. È un po' più giù, un po' più su del perineo. Diciamo proprio nell'area dei genitali, nella parte in cui ci appoggiamo quando siamo seduti, c'è questa sorta di serpente. È scomoda per il Gwendalina lì che si... però no, se noi usiamo l'energia e abbiamo anche rapporti sessuali da un punto di vista tantrico, andiamo a risvegliare questo serpente che sale e si dice... sapevo che sul salire... Ma per favore, non mi puoi dire che risvegliamo il serpente che sale? Vincenzo! Ma per favore, quello di Vincenzo, il serpente di Vincenzo, ci hanno già fatto il Siero Antivipera, fidati che è già morto da un pezzo. Dai Maurizio, facciamo vedere la campana tibetana. Abbiamo la campana tibetana, Dai, è una cosa che volevamo parlare, ci vorrebbe una giornata con Gaia Chon. Facciamo l'esperimento su quello che si presta lei, come funziona la campana tibetana, che sembra... Prego, allora, la campana tibetana, che è uno dei tanti strumenti che si possono utilizzare nel buddismo tibetano, nella meditazione, nello yoga e quant'altro. Che manca poco. Manca niente. Ce ne abbiamo di tantissime dimensioni, questa è più scenica. Rilassati, allarga le braccia. Ecco, sulla campana tibetana noi salutiamo la nostra Gaia, salutiamo Claudia e i nostri amici arcieri e ci diamo appuntamento la settimana prossima. Rimani sulla campana che così magari gli fa un po' bene, gli serve anche la nostra Frida. Ci vediamo la prossima settimana, qua è diventato, sta tutto generando. Ragazzi, mi raccomando, state calmi voi con le frecce. Poi diremo che buona cos'è settimana la tutta, campana spiegheremo tibetana. cos'è la campana tibetana. Grazie. Ciao a tutti, ciao. Puoi andare, ci lasciano ancora qualche secondo, ci lasciano, perfetto. Gaia, io non sento niente. È perché l'ho spostata. Ci lasciano, perfetto.